la storia di questa miniera inizia nel 1870 all'incirca, cioè diversi anni, 20-30 anni dopo la scoperta del Siele. Il percorso si articola, vedete, noi siamo qui ora, si seguono tutti, questa è la direzione che sarebbe quel palazzo lì, il palazzo lì è la direzione che è questa. Noi seguiamo questa strada, qui si arriva dove c'erano tutti i fabbricati della miniera che oggi sono destinati a tutt'altro, al veturismo e altre cose. I forni erano qui, però furono distrutti, i forni Spirac erano distrutti e smontati perché vennero portati a Montebono in altri posti, insomma, dove c'erano altre miniere. Poi si entra qui nel bosco, questo carteggiato, e si arriva qui dove c'è la galleria ritorta, si chiama. La miniera si sviluppava lungo tutti questi corsi d'acqua, c'erano tantissime gallerie. Nell'andare in su ne troveremo, cioè, le tracce di 3 o 4 gallerie. Su quest'altro corso d'acqua ce n'erano altrettante, poi c'era un'altra minieretta molto più in basso, qua giù, diciamo dove comincia un po' la valle, saranno un 1000-1500 metri. Quindi qui era tutta una zona di ricerca. A differenza del Siele, qui il minerale, come vi diceva tocca anche un po' di geologia, non era come al Siele o al Morone che impregnava. Qui erano spalmature su una roccia che si chiamano diattro, cioè una roccia di serie toscana, silicea, ricchissima in silice, è tutta silice in pratica, e è molto fessurata, e nelle varie fessure si formavano si mineralizzava il cinabro. Sopra questa formazione degli Alpi c'era un'altra piccola formazione che si chiama come si chiamavano? Il calcare a Calpionelle, che è una formazione calcarea, dove le acque di precipitazione creavano dei vuoti, delle grotte che si riempivano d'argilla e si arricchiva tutta questa argilla dentro, e lì si arricchiva in cinabro, e quindi la ricchezza vera non era tanto nei diastri che erano spalmature, ma nelle fratture che si creavano dentro la roccia. Anche nei diastri ci sono delle fratture che poi, fratture mineralizzate, bellissime, si vede ancora tutto il minerale, che vedrete insomma di quello che si tratta. Poi mentre si va, piano piano si parla e la caratteristica di quella, la miniera la fece con gli Schwarzenberg. Se voi vedete la direzione, non è un edificio tipico della Toscana, no? Se pensate che è del 1800, non è come un podere nostro, si vede che c'è qualcosa di diverso, che è uno stile completamente diverso, ma gli Schwarzenberg erano tedeschi e facevano le cose come piaceva a loro. È un pozzo da reazione che univa la galleria, quella dove andiamo noi, con un'altra galleria in questo fossetto che si chiamava Patrizio, non mi ricordo come nomi, galleria San Patrizio, una galleria che portava in un altro posto che vedete lì, perché come si sviluppava la ricerca, prima non è che c'erano le sonde eccetera, andavano lungo fossi dove vedevano le venature di cinabro un pochino più ricche, scavavano e seguivano. Infatti lungo questo fossetto qui dove andiamo noi ci sono ben 4 o 5 gallerie, di qua lo stesso ce ne sono 3 o 4. Ora però quella diciamo migliore più, e poi era in proprietà pubblica perché è della regione, è quella dove andiamo noi. Che è stato il primo direttore delle miniere di tutto il Montenegro, era un francese, e questo signore, siccome i modigliani fecero una cosa piuttosto intelligente, chiesero e comperarono tutte le concessioni per lo sfruttamento da qui per arrivare a Badia, cioè, era grossa come una provincia la concessione, in maniera da impedire a chiunque di venire. Poi dopo loro non seppero funzionare, andarono bene, entrarono Rosselli, furono vendute, però questo ingegnere lasciò un'eredità, anche se ci stette poco il Siele, lasciò un'eredità importantissima, perché lui fece una delle più belle relazioni minerarie, dove già all'epoca, lui nel 1840, 45, 50, quegli anni lì, già diceva che i poli più importanti delle miniere erano Siele, Morone e Abbadia San Salvatore. Di fatto poi la storia gli ha dato ragione, perché le miniere vere rimaste sono state Siele, Morone e Abbadia San Salvatore, però dette indicazioni su dove aveva visto il cinabro, perché prima giravano tutto, poi venne Bernardino Lotti, cioè ci fu un momento
in cui sull'Amiata si radunano tedeschi, francesi, spagnoli, inglesi, scavare, venivano di tutto. solo Loro facevano, perlustravano, dove trovavano delle tracce partivano. Siccome qui trovarono delle tracce, partirono, ma qui il cinabro è facilissimo trovarlo, solo che non è ricco come quello. Io stesso, insomma, se fo questo fosso, ce le trovavo il cinabro, le piccole venature, oppure il neciotoli del fiume, quell'altro di là lo stesso si trova, ma non è un minerale che abbia un grande valore, capito? E quindi partendo da queste condizioni loro seguivano i corsi d'acqua, dove trovavano il cinabro scavavano. Attorno ci sono le argille che si chiama Serie Ligure, e poi questi poggi che voi vedete, questi monti, si chiamano tutte Serie Toscana. La serie toscana è composta da molti membri o formazioni, cioè quella zona là c'è tutto un calcare selcifero, sopra il calcare selcifero c'è un'altra roba che si chiama Marne a Posidonia, che è una formazione piuttosto argillosa, poi vengono i gaspri, poi viene quel calcare che vi dicevo io che si chiama calcare a Calpionello, e poi viene come si chiama, la scaglia toscana, che poi l'hanno suddivisa in tante cose, insomma, vabbè, voi chiamate la scaglia toscana, che in pratica è una formazione argillosa e ha fatto da tappo, cioè là sopra che ci sono calcari il cinabro non ci si trova, lassù c'è questa formazione sotto quei calcari lassù, che il monte lì Nebbiaio è tutta calcare, però sotto c'è tutto uno strato enorme che parte, diciamo, dalla strada e arriva fino lassù a quel poggio, proprio lambisce i piedi del monte. È un tappo di calcare che ha fermato tutta la risalita di argilla, che ha fermato tutta la risalita delle soluzioni mineralizzanti, quindi il cinabro si è fermato tutto sotto e non è andato di sopra, capito? C'era l'officina, che è quella lì col tetto più grande, e quest'altra erano tutte casette, diciamo, quella era l'officina. E i forni erano qui di sotto, però non c'è rimasto più niente. Non c'è le tracce, qualcosa, no, c'è solo un muretto che è rimasto e basta. A me piace questo qui. Scusate, questo è più potente. Ma sono due femmine. Pensate che questa miniera qui consumava sui 12 quintali di legna al giorno, non è una cosa da poco. E i forni erano tutti in questa maniera e funzionavano in questo modo, che tutti si erano sviluppati tagliatori, tra tutta gente che lavorava attorno alle miniere. Un dato di fatto, per esempio, Castellazzara, che quando passò Giorgio Santi, non so se l'avete sentito dire, quel che scrisse Viaggi a Montagnata, arrivò a Castellazzara inizio 1800, fine 1700, inizio 800, e disse che a Castellazzara c'era una comunità di 700 anime, un paese ventoso, povero e tutto quanto. Da quando arrivò lui al 1900, cioè in 100 anni, la popolazione passò a 4000. Quindi pensate che sviluppo portarono le miniere. Arrivò gente, quelli che vi dicevo prima, ricercatori da tutto il mondo. Tedeschi, francesi, di tutte le razze ci sono stati, da qui a Badia, perché hanno girato tutta all'Amiata, però in particolare questa, che era una zona un pochino che pensavano più pregata, ci giravano tanto. E appunto, come vi dicevo, questo diciamo, sviluppo delle miniere fece salire in maniera sproporzionata i nostri paesi, e poi chiuse le miniere si ritorna a quell'epoca lì. Ora si scende lungo questo percorso. L'aria per la macchia è tutto l'aspetto di scappone. Esatto, anche agosto. Allora, se guardate quella muraturina lì da piccino che mattoni, sono tutti refrattari. Ora io non ho la certezza matematica, però probabilmente quello era uno dei primi forni che vennero fatti qui a Cornacchino, si chiamavano forni a storte all'epoca, che poi furono spostati perché tutto fabbricato che era tutto coperto di roghi. Qui diciamo era il cuore della miniera. Che succedeva? Succedeva che c'erano delle vasche di acqua di decantazione qua su che serviva per portare l'acqua alla miniera, perché qui come vi dicevo il minerale erano spalmature, quindi andava arricchito. L'arricchimento avveniva con le donne, che le donne porine le tenevano qui a 12 ore al giorno, pigliavano la metà di quanto prendeva un manovale, che era quello che prendeva meno di tutti,
e tutto il giorno in piedi con le mani nell'acqua a muovere tutti questi sassi e facevano delle palle di fango. L'arricchimento consisteva nel lavaggio, prendere tutto quello che rimaneva perché gli altri sono così, no? Ora se ne trovavano uno, poi lo vedi tutto giù, c'è uno spolvero sopra che è quello che era cinabro, lo lavavano, facevano delle palle con l'argilla e le chiamavano per questo pallatrici, cioè le donne di Castellazzara le chiamavano pallatrici. Allora Castellazzara era... Questo posto dove va giù nel Paglia. Anche questo va nel Paglia. Questo è il posto del Cornacchino, no, Sì, nel ma va Paglia. nel- No, ci no, va questo nel- va proprio dritto Va da direttamente solo nel Paglia. Come le chiamavano le donne? Scusa? Pallatrici. Pallatrici. Che è tutto refrattario, probabilmente era il primo forno che fecero, perché prima facevano le prove. C'è una muratura all'aghiero che sembra un forno. Poi quando la miniera cominciò a prendere il via, diciamo così, fecero il forno serio che era quello lì. Poi successivamente venne, qui l'avrete sentito sicuramente lì, venne l'ingegner Spirac che si portò dietro la nuova tecnologia dei forni. Se voi pensate che questi forni a storte avevano una perdita del 20%, cioè il 20% del mercurio andava in aria, andava addosso all'operaio, se lo respiravano, eccetera, eccetera. E ne fossi. E nei fossi. E cuoceva roba tutta a percento. Cioè la roba che andava nel forno doveva avere una percentuale dell'1, il 2%. Spirac che portò questi forni tutti sigillati, chiusi, che andava al per 1000, cioè cuocevano all'1 per minerale. Temperature più alte. No, anche la percentuale di mercurio che c'era dentro. Scappava. Prima era all'1% e dopo con Spirac passò all'1 per 1000. Quindi che fecero? Ripresero tutta i vecchi rosticci, la vecchia roba, la ricossero tutta e in quel momento ci furono 3-4 anni che la miniera del Cornacchino diventò la più produttrice del mondo, insomma dell'Italia, per quanto riguarda l'Italia, passo avanti al Siena, il Morone ancora non c'era, tutti. Contemporaneamente cominciavano a lavorare sul Morone, però non riusciva, siccome al Morone ci sono stati lavori da tantissimi anni, da tutto il Medioevo ci hanno lavorato, non trovavano, diciamo così, punti buoni dove scavare, dove andavano c'era già scavato, finché non andarono in profondità e trovarono le vene buone. Per dirvi anche un po' di storia, qui si parte dall'Eneolitico con gli scavi, perché una zappetta che trovò un direttore che ce l'aveva in mano, un direttore della Museo dell'Abbadia, Crida si chiamava, c'era Crida, sì. Questo qui l'ha detta da lui perché era un collezionista, aveva una zappetta di diorite che era stata trovata in una galleria, portata al Museo di Firenze. Un certo Mochila disse che questa zappetta era dell'Eneolitico, cioè l'Eneolitico, sapete, si va indietro di quasi 1 milione d'anni, no, della storia dell'uomo. 5.000. 5.000. Il milione è proprio coincidenza, non mi confondo. 3.000 avanti Cristo. E quindi poi successivamente in uno scavo qua giù sotto, sarà 500 metri da qui, fatto, si formò un'altra mineretta qui, fatto da una compagnia anglo-francese, ci trovarono una sepoltura dove c'era dentro, si trovarono una moneta d'oro di Filippo il Macedone, che l'ingegnere Asischi, l'avrete sentito dire, che era di Piancastagnaia, che sposò una signora di Piancastagnaia, una pianese. Dato questa moneta, era una persona bravissima, uno di quelli che hanno cominciato un po' l'archeologia mineraria, che cercava tutte queste cose, anche lui le zappette, probabilmente la zappetta l'ha trovata lui e l'ha detta a Crida. Della battaglia di Cheronea. Della battaglia di Cheronea. E qui sotto sono riuscito a ritrovare la galleria, però purtroppo non è visitabile e praticabile. Questa era la laveria dove stavano le donne. Quel rudere che vedete lì è, diciamo così, è la colonna dell'acquedotto. Quel muro invece che vedete lì è la strada che era poi la ricerca e le gallerie erano tutte sviluppate lungo questo posto.
Perché io lo trovo un po' nell'acqua, questa roba qua. A un certo punto ho fatto un po' un discorso come è successo a Idria, che trovavano il mercurio nell'acqua. Allora, il mercurio nell'acqua qui ce l'ho trovata anch'io, però è perché lì c'era, Cioè pergolava da sopra. che percolava da sopra. Io ero giovane e trovai tutta questa pozzetta, c'era una chiazza così di mercurio ed era sott'acqua. Però magari le sabbie un pochettino le portava giù, magari. Sì, un'altra cosa interessante che poi la riprenderemo anche più in alto. Siccome vedete la zona è piuttosto impervia dalla parte, diciamo così, di là, non è che ci si poi, ora ci vedrete camminate, non è che si lavora, però le gallerie produttive erano di là, quindi quella dove stiamo andando noi era la più in alto e a portare il materiale era un po' un problema, allora fecero un altro attraversamento del corso e riuscirono a costruire un binario che veniva da lassù da quell'altra galleria fin qui. Poi qui, finché i forni erano qui, fecero qui, poi fecero un'altra gallerietta lì di sotto e portavano il cinabro di là dal poggio dove c'erano i forni Stirac. Per ora queste sono tutte sparite, la galleria venivano Silvegnani e Santa questa è la selce, questa è selce, capito? Qui chi ha gli occhi buoni, ha pazienza e voglia, le pimpilline di cinabro nella selce si trovano, però è roba, cioè non ha valore nemmeno collezionistico. Era una delle principali gallerie del Cornacchino. Qui erano, ma ora è chiusa, è crollata, non si vede più. C'era perché è stata ricostruita sulla carta. Fidatevi che lì c'era. Lì c'era, ve lo dico io, ci dovete credere per forza. E era una delle era la galleria principale, perché qui il sistema di lavorazione non era unire le gallerie, ma era dove trovavano il filone andargli dietro. Ce n'è altre due qui di sopra, un'altra dalla parte di là del fosso, come c'è quell'altro fosso ce n'era tantissimi. Poi gli Schwarzenberg nel 1814, cioè finito il boom del riciclo del 1914. 1900, finito il boom del recupero del vecchio cinabro eccetera. Qui era quasi in esaurimento, si spostarono più in basso ma non trovavano grandi quantità, rimanevano, cioè cinabro c'era ma era a basse percentuali che non conveniva, non valeva la pena di cuocerlo. Vendettero alla Montamiata che era quella di Abbadia, all'epoca ancora però cominciava a partire allora al Morone e Abbadia mi sembra che è partito dal Novecento e non era proprio un granché formata, però comprarono la Montamiata comperò anche questa concessione. Quando fecero tutte le ricerche, conti eccetera, si resero conto che non era produttiva e durarono con no, torniamo di là, tanto diciamo così l'interesse per la miniera, tutti i fabbricati furono trasformati in poterini agricoli, mi ricordo ci stavano le persone da dal paese, si venivano anche a trovare, io avevo un castagnito qui sotto, venivo con mio nonno, mi si portava, si fermava più a fare merenda, cioè prosciutto, queste cose che si fanno. 1924. Sì, 1924. L'800 ormai... Vabbè, lasciamolo. perdere, no? E come vi dicevo, e da allora in pratica è andato tutto cioè come miniera è andata in decadenza, si sono perse completamente le miniere e il problema, diciamo, la cosa che mi è dispiaciuta di più è di non essere riuscito a trovare nessuno che potesse raccontarmi qualcosa, perché ci lavoravano le donne, ci ha lavorato il mio nonno paterno che si chiamava come me, Cesare Papalini, però Porino lui morì giovane e non ho trovato nessuno che mi abbia saputo raccontare le fatiche e le pene che questa gente a Capastro Cinabro, gli operai che andavano in questi posti, vedete impervi che sono, cioè dopo una giornata venire dal paese di Selveno di Castellazzara, arrampicarsi per tutte queste cose, quando al lavoro, insomma, io non so oggi chi lo farebbe. Sembra... I Patenghi erano più fortunati. Ma anche Morone è stata una miniera. Morone, No, beati no. Ho detto beati noi. No, erano più fortunati.
Santa Fiora Anche peggio, Porelli. Quanto ci voleva a piedi? A piedi ci mettevano un'ora e mezza. No, ma poi con la neve, con l'acqua. Dipende. Certo, A me mi raccontava l'animale, no? Prima venivano le veniva come. Capito che ti dico. Allora che facevano? Prima c'erano questi grandi cucinoni, no? sì, sì. Mettevano a scaldare l'acqua, ci mettevano, quando arrivavano, Senta, ci mettevano dentro la bagnatura e piano piano la mattina ripartivano con la caolina. Deriva dall'alterazione, cioè Sì, la sì, è carino, è silice. carino. La silice quando brutto. ci passano le soluzioni mineralizzate e calde si trasforma in caolino. Infatti a Selvena, che si trova un pochino più abbondante, c'era anche delle piccole miniere, cioè poi rivendevano alle fabbriche che facevano vasi il caolino. E ci facevano anche le E patate. qui Ma lo si facevano? può trovare anche il cinabro. Tu sai dov'era anche? Anche alla Badia di e allora alla pedina. E la stirazione Facevano lance. le punte di crescita. No, con questo qui è la terra focaia. Ma è un pochettino meno dura della selce però. No, è la selce. È la selce. Perché è la selce? Dove selce? E te fai così e fai si le chiama scintille. focaio perché fa le scintille. Fai le scintille, questa qui è un pochino tirata. Allora, questa qui che vedete è un'altra galleria, si chiamava Meridiana perché è a mezzo tra quella la Giuliana e quella dove si fanno la ricotta. Vedete come poi l'hanno fatta crollare apposta, non è che però diciamo sembrano questi fossoni così e è difficile ritrovarle, però di questi scavi, di queste formazioni così, qui in questa zona che si chiama Poggio Quelcioso, ce n'è tantissime, perché qui hanno scavato un po' dappertutto. Se voi fate, si fa il giro di tutto qui a Selvena, qui da tutte le parti si trovano buche, solo che non si riesce a determinare l'età perché dallo scavo non si riesce a capire. Poggio prezioso. Pensioso. Il poggio fungale. Qui sotto in basso c'era un'altra galleria che era la galleria di scolo, cioè è più bassa rispetto a tutte le altre perché scolava le acque. Se vedete questo profondo qui, questa è la galleria che è crollata. Cioè, qui in questa zona di questi profondi ce ne sono tanti. Quelli è il crollo, diciamo così, proprio della volta della galleria che fa queste buche. Qui ci mettono lo sterile? Qui la galleria loro scavavano e buttavano lo sterile e quella è la discarica della galleria. certo. Guardiamo. Andavano di là, lo caricavano nei vagoni e lo mandavano giù ai forni. Questa è una parete, quelli di Roma, insomma di città mi dicono che era un muro, invece è una parete naturale. Questi sono appunto tutti gli astri e la roccia che loro scavavano. Non le toccate perché casca giù qualcosa di tanto. Certo. Hanno levato il miniatore. È anche bello. Vedete che bella che è. Ma poi ci cresca, guarda che. Questa è natura perché dove ci sono gli astri vedi si formano queste Sì, pareti. sì. Qui è rimasta più pulita. Ho capito. Vedi qui queste sono mineralizzazioni di gesso, cioè tutta la roba che poi la pirite che c'era dentro assieme al storia. cinabro veniva fuori il gesso quando si alterava. Qui davanti. Se lo guardate rivedete lì sopra le formazioni come quella laggiù, cioè che era una galleria. Certo. Però questa nelle mappe vecchie, io l'ho sempre trovata, non è una galleria recente, questa qui nelle mappe vecchie era chiamata, nella prima mappa diciamo così storica che fece il De Ferrari nel 1890 mi sembra, era chiamata linea di lavorazione degli antichi, cioè qui probabilmente già Sovana sapete che qui è un passo, dove c'è una strada, c'è un sentiero che porta diritto alla tomba del Depranda, da vecchio, ora si sarà anche perso, però prima portava dritto alla tomba del Depranda. E gli Etruschi venivano qui, lo testimonia la moneta che vi dicevo prima, i vasi che trovarono assieme alla miniera, assieme alla tomba. E questa qui era chiamata linea di lavorazione del giacimento lavorato dagli antichi.
quindi probabilmente è di epoca etrusca, però datare queste cose è un po' difficile, capito? Se ci si trovano gli strumenti o qualcosa, c'erano circa 15-20 km di gallerie, non so proprio tantissimi, però diciamo significano 50-60 anni di lavoro, perché qui vedete ci arrivavano con le gallerie, con i mezzi, qui si faceva tutto picca a pala e mazza E muli. e muli per portare via la Scusa, ti interrompo solo una volta. L'escavazione era tutta meccanizzata, non è mai stata? no. C'erano pozzi, fornelli, c'era a reazione in qualche Allora, modo? loro seguivano, lì trovarono le vene e seguivano le vene. Poi i vecchi diciamo, proprietari di Schwarzenberg avevano unito pochissime di queste gallerie. La Montagnata, quando venne, la prima cosa che fece, mise in collegamento tutte le gallerie e fece un accordo con la società Siele per fare una ricerca che attraversava tutta la montagna e questa galleria qui, che da qui arriva là dove c'è il ristorante del Siele, c'era, Sì. ora è chiuso. Ma scusa, là dove era il trotaio? Sì, Che dove era questa la galleria attraversa dell'acqua? 1,5 chilometri, un chilometro. Quella galleria dove c'è tutta Sì, l'acqua? è qui dal bambinello, viene qui. Cioè, vi rendete conto, a parte che però non trovarono poco o niente, comunque gli serviva per fare ricerca perché lo sapete, per mantenere la concessione bisogna o si sfrutta o si fa ricerca. Quindi loro provarono un po' d'anni a fare ricerca, non trovarono niente e nel 24 chiusero. Quindi questa è stata percorsa, quando questa diventò quei terreni attorno lì al rotaio erano tutti di proprietà della Montamiata come questi, era tutto proprietà della Montamiata. Avevano fatto la società agricola e gli agricoltori che stavano qui dovevano andare anche là a Rico. Facevano prima andare così che andare a piedi a fare tutta la montagna. E loro si caricavano con l'acetilene la sera, poi purtroppo ora è crollata e non è più transitabile. Provavano a scavare, però poi non dava risultati. Non ci mettete le dita, se no portatevi a Cinabro. Una porta di gessetto noi, un gessetto rosso qui. Questa? Cambia la situazione e ve la spiego. Questa è quella che andava là. Questa andava dritta, sì. Là. Si è materializzato. Dopo sì. Quando sono io. Venite che c'è una spiegazione. No, vieni Daniele. Ma li vieni avanti. Non ti preoccupare, dai. Ottima basso. Io andrei di qua. Allora, qui c'è un momento, siete tutti, si sentite? Allora, proviamo a questa farvi qui era davanti anche quella, noi. guardate Sì, la mia di lampada. Sì. Quella lì era il tratto, diciamo così, che andava giù al Trotaio, quello che vi dicevo prima, che attraversa tutta la montagna. Come vedete è una frana piuttosto recente, perché questa sarà avvenuta nel 70 di frana, poco prima, poco dopo. Però qui l'interesse di questo tratto, apposta si chiama ritorta questa galleria, perché ritorna indietro. L'interesse di questo tratto è questa linea che voi vedete, seguite sempre la mia figura, vedete questa linea? Questa qui, guardate, vedete, questa è una frattura di quelle che vi dicevo all'inizio, che si riempiva di argilla. E quindi qui dentro non c'era il cinabro per spalmature, ma c'era il cinabro vero, che oggi purtroppo non si vede, è sparito, poi è cascato. Cascato non è perché non c'è quello. Comunque dov'è quel ragno? Lì dietro è il cinabro, oggi si vede poco. No, dove è il pipistrello? Lo vedete? Questo qui, guardate, questa pimpillina. Vedete, è cascato giù, peccato. Vedete, falla vedere, chi lo vuole poi, è argilla comunque. Vedete, quello lì era cinabro. E agita per spalmature di cinabro. Ma dentro questa qui c'è una percentuale del percento. Cioè se voi fate il lavaggio di questa qui vi viene parecchio ricca. Qui che è successo? Trovarono
questo sfogo di sopra, che era tutto pieno di argilla, lo seguirono, vedete le tracce dell'impalcature, sì, le tracce dell'impalcature per salire su anche qui dietro, andarono su, poi a un certo punto finì l'argilla e smisero di scavare. Vedete qui quanta argilla c'era, questa qui è ricchissima, loro cercavano questa, cioè questa era la ricchezza della miniera. Guardaci al massimo. E qui oggi si vedeva tantissimo, guardate, una cosa Perché dipende dall'umido. niente come oggi non me l'ha mai successo. Una tavola. Ah, non lo so. Oggi si vede qualcosina, si vede. no? Ma il vedere o non vedere dipende dalle condizioni, no? Dall'umidità, no? Dall'umidità. Lo fai diretta. Questa è una frattura, una faglia, probabilmente una faglia con pochissimo ricetto, però è una frattura comunque dove ci sei infilata dentro l'argilla. C'è anche movimento. C'è anche... È stata anche trascorrente, guarda. Fammi una fotografia qui, ma non ci viene. Vedete, qui si vede un po' di più, guarda. Vedi lì, vedi? Eccolo, guarda, lo vedo io da qui che sono Vedete quanto ce n'è qui? Qui ce n'è tappito. Vedi qui, vedete quanto ce n'è qui. Però aspetta, ora quando lo trovo te lo dico. dipende dalle qui ce n'è un pochino, qui ce n'è Sì, abbastanza. qui si vede. Ilaria, vieni qua. Mi fa capire che nell'argilla ci deve essere per forza il Guarda che quella di Idria più o meno. Ma sì. Qui la stessa cosa, vedete? Ecco il pipistrello, non diciamo la luce Vai, Ilaria, vieni qua. qui c'è il pipistrello, non lo indovinate. No. Meglio di Ci no. avevano fatto, sapete quali erano le... Ora è inutile che vi dica. Vedi come fanno loro. Allora, guardate. Si contentava di poco, gli sbassa comunque. Cioè, come fai a dire? Bravo ragazzi, poi non si vede. Ragazzi, ma dov'è il rosso? Questa parte dal 1870. Cioè nel 1890 già ci sono. Non hanno mai provato a meccanizzare un pochino, non ce l'avete. Non ci si arriva qui. Vedete, questi sono proprio di aspri, quelli che dicono gli aspri puri. Guarda, più qua si vedono anche le spalmature di cinabro, sono un po' dappertutto, però dipende anche dalla luce, dall'umidità, se si vedono di più o di meno. Questa qui, loro lì trovarono il filone, lo seguirono e poi qui lo persero. Sapete che queste sono ripiene, lo sapete che sono le ripiene che è stato detto, cioè per diciamo così evitare crolli della galleria e per faticare anche un po' di meno ci mettevano la roba dentro, così non dovevano uscire a portarla fuori. Qui è successa la stessa cosa. Cioè qui scavavano e poi non trovavano niente e vedevano che era inutile. E beh, qui ce n'è un po' dappertutto. Questo qui non lo toccate con le dita che si porta via, però oggi purtroppo per voi si vede poco. Ci sono dei giorni che si vede tutta la parete. Dipende dall'umidità forse. Dipende dall'umidità e dalla luce che gli si dà, però è l'umidità quella che condiziona un po' di più. Allora, ora pensate appunto al di là dell'interesse, della bellezza eccetera, pensate a quei minatori che con le condizioni di vita che avevano, con l'alimentazione scarsa che avevano, venivano a vivere, a lavorare qui. Questa è la prima miniera in assoluto che ha dato, diciamo così, i primi sintomi riconosciuti di silicosi. Siccome però questi operai venivano qui, gli veniva la tubercolosi, morivano, non sapevano come chiamare questa malattia e la chiamarono cornacchinite. Poi dopo nel 1900 un medico, ancora mi sfugge il nome perché bisognerebbe ogni tanto rileggere le cose, venne, cominciò a fare le visite sistematiche a tutti i minatori di tutto il Montagnano, a partire da Baria, di tutti, fece l'indagine su tutti, epidemiologi, quindi la chiamarono silicosi. E però qui rimase questo nome cornacchinite che ancora qualcuno si sente vivo, ormai non ci sono più minatori, però il termine è rimasto. Qui fate attenzione che c'è il contatto, vedete come continua questa frattura. Cioè qui c'è la sitio, non c'è cinato. Oggi c'è un po' di fango per te. Cioè qui c'è la rasoia. Ascolta, in alcuni punti è stretta come cosa, Ilaria, ci sono le sabbie mobili. In alcuni punti è come Idria vicina,
Qui vedete che è successo? E qui sbagliarono, no? La frattura seguiva qui, però in pratica va a morire, lo vedete che va a morire. Loro andarono qui E non trovarono non niente. trovarono niente. Comunque Ora loro guardate seguono il invece filone. qui che è successo. Vedete questa che cambia colore? Questa è aragonite pura, cioè calcite pura questa. Guarda, che Eh, è come una grotta. La mina? No, classica grotta che. Cioè, cosa è successo qui? Vediamo un po' che vengano tutti. Guardate, vedete come brilla. Questa è microcristalli di calcite pura. Sarà anche aragonite probabilmente. Cioè, che è successo qui sopra? C'è quella formazione calcarea che vi dicevo del calcare a calpionelli. Come sapete il calcare viene sciolto dall'acqua perché l'acqua piovana è leggermente acida, lo scioglie, diminuisce, entra in pressione nelle venature dei diaspri, come trova una superficie dove la pressione diminuisce, deposita il carbonato di calcio. E che, vedete, quindi qui minerale non c'è la cena. ma c'era, però questa se no è successo ora, questa è recente. è successiva alla galleria, cioè queste Quindi erano questa come comunque quelle l'hanno di- scavata per lavoro e poi sì, dopo laggiù c'è un'altra frana per andarci a vedere. l'hanno dato praticamente Pensate che arrivo avanti io. l'hanno dato praticamente un'intonacata. Però c'è di quella lì è un po' una mezza ripiena una frana, di qua è tutta franata, non ci si può andare e poi anche perché vedete c'è tantissima argilla e poi viene l'acqua, vedete. Quei mezzi da allora. No, ma infatti. Dentro 5-6 ore esci fuori. No, e per quanti anni? Ok, noi siamo arrivati a una conclusione. Questa conformazione sembra essere sopra San Filippo. No, ma lì c'era la cosa, facevano la cosa per fare la caccia lì. Continuava, se continua la strada che si è fatta Sembra una conformazione molto a un certo punto il piano, oddio, e di là ma da lì nel rosso ammonitico facevano la cava. Non è come la mia, quella zona lì sopra. no, ma lì sopra C'era una conformazione molto simile. È diversa. Livelli, cioè questa vi ripeto seguivano la vena, mentre il Ciele, a Badia, al Morone c'era una mineralizzazione diffusa, loro dovevano seguire per forza le vene, cioè era come un po' cercatori d'oro, quelli dell'America che andavano dietro la vena, quando la vena finiva smettevano. E apposta che queste, vedete, sono gallerie così piccole, qui ci hanno trovato sta vena e gli andavano dietro, però se scavate sopra, visto lì dove dentro chi c'è stato e l'ha visto, ci hanno provato, ma non ci hanno trovato niente. Quindi era inutile fare le scavazioni a livello, andavano dietro alle vene che trovavano. Un'altra cosa importante che mi ero dimenticato di dirvelo è, avete visto quella zona lì dove c'è l'argilla, chi non c'è stato la vedrà, però scavando questa roccia incontravano anche il calcare che c'è sopra, che vi dicevo c'era questo calcare a calpionelle si chiama, il calcare che c'è sopra, si formavano delle buche, certe volte queste buche erano piccole, poche notizie, non so nemmeno se sono vere, però mi dicevano che siccome sti anfratti erano piuttosto piccoli, per lavorare un po' di meno ci mandavano i ragazzini a prendere l'argilla e a portarla fuori, e le donne che Facevano sono più queste famose piccole. palle. No, le donne le palle le facevano facevano su. lassù. Ci facevano di Però loro qui cavavano Entravano. l'argilla, ci mandavano ragazzini in questi buchetti più piccoli, li facevano portare via tutta l'argilla, però non so se è vera o se è falsa, l'ho sentita dire e così io la ripeto. Vero? Si scende? Ciao Cinzia, auguri, auguri. Massimo, Che sei venuto eccezionale? una cosa importante, qualche anno fa, mi sembra nel 2014, 2015-2014, è stata fatta la convenzione che si chiama Convenzione di Minamata, lo sapete? Cioè Minamata, che è una città del Giappone dove la gente moriva da mercurio in maniera paurosa, perché c'era un'industria chimica che lavorava al mercurio, mi è venuta a mente ora perché mi hanno chiesto della tecnologia del mercurio, e è stata fatta una convenzione proprio per, sono andati a Minamata a farla perché era il posto dove sono morti più di tutti,
ma per il mercurio, perché da noi morivano di silicosi, no? Intossicazione da mercurio ne è morti, mi sembra a me quasi nessuno, pochissimi, qualcuno nei giorni. È stata fatta una convenzione dove quasi tutte le nazioni del mondo si sono impegnate da qui al 2020 di cessare la produzione e l'estrazione del mercurio, quindi hanno in pratica decretato la fine del mercurio, punto e basta. Rimarrà qualche cosa per medicine o per... Il mercato europeo è già bandito da Sì. 4-5 anni. Però ecco, questo è importante che lo sanno in pochi, però c'è questa convenzione di Minamata del 2015, con 14 o 15, non mi ricordo, che chiude definitivamente la storia del mercurio. Poi vede un presidente come tu, pam, perché E da tantissime le bombe, cioè era una tecnologia innovativa, è stata quella del mercurio. Apposta c'è stato le farmacie, cioè tantissime cose. La chimica, quella per fare la soda caustica, che la adoperavano come anodo e catodo per fare tutta una serie di cose.